Il Cagliari non riesce a vincere neanche con la Salernitana, si fa raggiungere nel finale al termine di una partita neanche giocata male, con squadra rossoblù che ha rischiato veramente poco, ha attaccato, ha trovato il gol, ma poi improvvisamente ha dato campo all'avversario ed ecco le pagelle conseguenti. Cragno perforato, un tiro e un gol subito, quasi incredulo davanti al tiro di Bonazzoli, un fulmine che lo ha immobilizzato. Cáceres disarmato ha difeso come doveva, lui e l'intera difesa hanno concesso niente alla Salernitana, anche lui di fronte ai tanti perché. Cepitelli, pestato, ha fatto tutto quel che si poteva per difendere il Cagliari, anche prendere le botte, ma in questo periodo non basta mai. Carboni, deluso, il volto del Cagliari che cambia, audace in fase propositiva, tanto da dare il là al gol di Pavoletti con tunnel su Obi e poi qualche disimpegno affannato nel finale, lo specchio della psicologia della squadra. Bellanova, volenteroso, in attacco è bello vederlo puntare l'uomo e cercare sempre l'area di rigore, più attaccante che difensore, ma attaccante di valore. Lico Iannis, depresso, gioca quasi con paura, si taglia a fette la tensione che lo accompagna, vuole fortemente aiutare il Cagliari, ma anche lui non trova più il modo. Nandez, pisolino, un colpo di sonno dopo aver fatto chilometri e chilometri, un colpo di sonno che è costata la vittoria, ci vuole poco per andare fuori strada. Grassi, penalizzato, ammonito nel primo tempo, paga il giallo con la sostituzione in avvio di ripresa. Strootman, Mister X, si intravede una lenta crescita, finché non fa fatica gioca con classe, nel finale anche lui indietreggia dando campo agli avversari. Marin, smanioso, il desiderio di inventare lo porta talvolta a strafare o a forzare il colpo, certo è che di lui a centrocampo non si può fare a meno. D'Albert, recuperato, ha spinto e crossato trovando possibilità costanti di scambio, solite difficoltà in fase difensiva, ha bisogno sempre di una guardia a spalle che lo protegga. Pavoletti, svettante, è la montagna che piazzi dentro l'area per avere lo spazio per vedere la porta. Con lui il Cagliari ha immediatamente trovato forza e profondità. Il gol, un regalo andato parzialmente di traverso. Keita, Carnival, non vede l'ora di divertirsi, si vede che per lui il calcio è festa e divertimento, con un Cagliari più sereno potrebbe coinvolgere tutti. De Iola, neanche il tempo di entrare in campo. João Pedro, il gladiatore, la vera anima del Cagliari, un capitano arrabbiato che ha acceso l'attacco e guidato l'11 verso la vittoria. Per poco non riusciva nell'eroica difesa sul tiro di Bonazzoli. Mazzarri, lo stregone. Perché il Cagliari ha paura? Perché c'è chi scarica sui calciatori tutte le responsabilità, perché non c'è una guida che predica tranquillità e spirito positivo. Basta piangere e si riuscirà nella magia.